Benvenuti al Palapansini di Giovinazzo, ottava giornata del campionato di Serie A femminile Fables. Stanno per entrare le squadre, stanno per entrare Bitonto e Falconara, protagoniste solo qualche giorno fa, nella giornata di sabato, della finale di Supercoppa italiana, vinta dal Bitonto 6-3, portato a casa la sua terza Supercoppa nella ricca bacheca nero-verde. Allora andiamo a raccontare questa partita partendo dagli effettivi, dalle giocatrici in campo. Partiamo dal Falconara con Carturan, Ferrara, Condò, Pirro, Scoponi, Elpidio, Bordacchini, Lot, Isa Pereira, Colucci, Balardin, Pesaresi, allenatore Giulia Dominichetti. Dall'altra parte invece Bitonto con Lucileia, Diana Santos, Nicoletti, Cenedese, Brunigna, Coda, Buquicchio, Abbadessa, Grieco, Di Vincenzo, Torma e De Zio. Dino Guarino il tecnico, l'arbitro numero 1, il signor Dario Pezzuto della sezione di Lecce, Carnazza di Taranto il secondo, mentre Daddato di Barletta, Antonio Daddato di Barletta è il cronometrista. E allora Bitonto in verde, Bitonto che, come dicevamo, è reduce da questa vittoria in Supercoppa. Bitonto che gioca qui al Palapansini, nonostante formalmente da calendario la gara è appunto Falconara-Bitonto, chiesta l'inversione di campo, quindi poi il ritorno si giocherà chiaramente in quel di Falconara. Assenze, da una parte non c'è Ghilardi, protagonista tra l'altro della Supercoppa con una rete segnata nelle 6 della formazione pugliese, squalificata nella gara con la Roma di ormai un mese e mezzo fa. È stata espulsa Greta Ghilardi, la bergamasca del Bitonto. Dall'altra parte invece manca una ex di turno, manca Taina Santos, infortunata, problema fisico per lei, non c'era in occasione della Supercoppa, non c'è neanche oggi. Allora siamo pronti a raccontare questa partita, diamo un'occhiata ai quintetti iniziali. C'è Balardin, fresco arrivo in casa Falconara, in realtà un ritorno perché già l'anno scorso vestiva la maglia delle Citizens, la brasiliana, e ci sarà lei con il capitano Erika Ferrara. C'è anche Aline Elpidio e Isa Pereira. In porta Denise Carturan, dall'altra parte invece Lilla Torma tra i pali, poi c'è Diana Santos lì al centro della difesa con Cenedese, Brunigna e il faro lì davanti e il capitano Lucileia. Siamo pronti a raccontare la gara, siamo pronti a raccontare questo Bitonto Falconara. Parte il Falconara con Balardin pronto a mettere in movimento il pallone, maglia scura, maglia nera per le marchigiane, campionesse d'Italia. Infatti questo motivo hanno disputato ovviamente la finale con la gara di Supercoppa col Bitonto. E allora si parte con Erika Ferrara che prova ad andare in profondità, palla recuperata dal Bitonto, Torma va da Lucileia, Lucileia vede il movimento di Diana Santos che non riesce a tenere il pallone sul piede destro, sfera che scivola out, sarà rimessa laterale per il Falconara. Erika Ferrara va ad esterno, cerca Balardin, la segue Diana Santos che fa passare il pallone, rimessa per il Bitonto. Cenedese, buono il movimento, supera
Elpidio, ancora Cenedesi, la sterzata, prova a far passare la sfera, niente da fare, riparte il Falconara con Isa Pereira. Illusione solo del possesso per le Citizens, possesso che torna a favore del Bitonto. Cenedese, Lusileia, calcia Lusileia, trova il piede di Erika Ferrara. Brunigna, tiro smorzato, forse la deviazione per l'arbitro non c'è, tocco marchigiano e allora si riparte con il Falconara a destra con Balardin. Diana Santos le ruba il pallone, poi Cenedese, buono l'1-2, il pallone profondo ancora di Diana Santos, recupera il Falconara. Torma, Brunigna, pallone che viene gestito dal Bitonto. Diana Santos, Cenedese, Lusileia di spalle, Ferrara la bracca, Elpidio va sul pallone dopo l'intervento di Ferrara che riporta il possesso al Falconara. Elpidio, Balardin, il pallone rimbalza tra Brunigna e Diana Santos, poi Torma sulla pressione di Balardin mette il pallone out. Passati i primi 2 minuti, 0-0 qui al Palapansini di Giovinazzo, questa coda dell'8ª giornata. E domenica c'è il 9° turno. Balardin, palla alta verso Elpidio, esce il Bitonto, Diana Santos nella pressione di Isa Pereira, poi Balardin, ancora Diana Santos di forza, Lusileia vince il duello, Lusileia, Carturan alza il muro. Buona ripartenza del Bitonto sull'asse Diana Santos, Lusileia, le due brasiliane, ancora Diana Santos, il bolide, poi si ferma Diana Santos, va giù. Nulla di grave sembra per Diana Santos. La 33enne si alza, recupera la posizione. Ferrara, palla in mezzo a pescare Balardin, il tocco di Brunigna favorisce Torma, riparte il Bitonto. Lusileia, buono il filtrante per Cenedesi, ha spazio, dentro Diana Santos, palla fuori. Vicino al gol del 1-0 il Bitonto con Diana Santos sul passaggio di Cenedese, imbeccata molto bene da Lusileia. Dall'altra parte il tiro di Isa Pereira, Elpidio, Ferrara, ancora Elpidio, anzi Isa Pereira, palla recuperata da Diana Santos che prova a sorprendere Carturan dalla distanza, gli applausi del pubblico, palla non di molto alta sulla traversa. Isa Pereira, a linea Elpidio, ancora la portoghese, Erika Ferrara, Isa Pereira, Elpidio, non si passa lì a destra, c'è l'intervento di Lusileia, palla fuori, rimessa per il Bitonto.
Diana Santos, Torma di prima, palla lunga gestita con tranquillità da Denise Carturan. Elpidio, Isa Pereira, poi Colucci, tratta da un minuto in campo la pugliese, lei di Martina Franca. Cenedese, Torma, palla fuori, rimessa per il Falconara. Si spegne oltre la linea laterale il pallone, servito da Lila Torma. Elpidio, la giocata, Elpidio dentro, Colucci non riesce ad arrivare sul pallone, poi Isa Pereira calcia ma non trova la porta. Diana Santos, Grieco di prima, non c'è nessuno però in mezzo, disimpegna Balardin, rimessa per il Bitonto. Vivace la formazione di Dino Guarino in questi primi 5 minuti trascorsi. Torma, palla in verticale, Brunigna, Cenedese, intervento di Isa Pereira, Grieco, poi Cenedese, provato a deviare questo passaggio di Grieco, metà tra un tentativo d'aggancio e un tiro in porta, palla fuori. Colucci dall'altra parte la tiene Diana Santos, la rimessa è per il Bitonto. Diana Santos perde il pallone, errore in fase difensiva, Colucci si chiude l'1-2, Colucci, la palla sul palo, esce il Bitonto con un pizzico di fortuna, il pallone forse ha toccato il montante alla destra di Torma. Diana Santos, Cenedese, non c'è nessuno, prende qualche metro la formazione di Giulia Dominichetti. Isa Pereira, Carola Colucci, Isa Pereira, anzi è Alina Elpidio, palla buona per Carturan, Torma non si fa sorprendere, poi arriva Isa Pereira come un treno, bloccata, occasione d'oro per il Falconara con Giorgia Balardin. Balardin, Ferrara, calcio a Ferrara sul primo palo, c'è il time out chiamato dalla panchina del Bitonto. Dino Guarino va a parlare con le ragazze, Bitonto che ora sta lasciando qualche metro in più alla formazione di Dominichetti, pericolosa in un paio di occasioni, soprattutto l'ultima con Giorgia Balardin ben imbeccata, trovato però un'attenta e reattiva Lilla Torma. Dall'altra parte invece Bitonto che soprattutto nei primi 5 minuti si è resa pericolosa, primi 4 minuti si è resa pericolosa, ed ha rischiato anche di andare in vantaggio soprattutto con Diana Santos e con Cenedese.
Si riparte, si torna in campo, Bitonto in possesso, Torma, Cenedese, si muove Grieco, vista da Cenedese, l'uscita di Carturan, un po' kamikaze ma funzionale. Riuscito a toccare il pallone e anticipare l'arrivo di Grieco. Cenedese, ancora Grieco, buono lo scambio con Cenedese che prova a far sparire il pallone davanti a Colucci. Rimessa laterale ancora per il Bitonto. Diana Santos, palla dietro, chiamata in causa Lilla Torma che ha qualche metro e allora va con una scodellata verso Grieco. La chiusura di Giorgio Balardin, attenta su Alessia Grieco, sull'ex Lazio. Rimessa per il Bitonto, Bitonto con Carolina Cenedese, grande protagonista della Supercoppa. Va Diana Santos, il bolide col destro, palla schermata, rimessa laterale ancora per le ragazze di Dino Guarino. Diana Santos, Torma, Nicoletti, perde il pallone, Isa Pereira, palla verso Diana Santos, Nicoletti, ancora Diana Santos, Cenedese, Diana Santos, palla buona per Cenedese, l'uscita di Carturan, perde forse quel secondo Carolina Cenedese per andare ad impattare il pallone, la palla scivola verso Denise Carturan, termina fuori, o meglio termina tra le braccia della numero 77. Intanto Erika Ferrara, il capitano, va da Isa Pereira, si muove Balardin, la vede Isa Pereira, Diana Santos, e poi Torma riesce a recuperare questo pallone. Corner, calcia Ferrara, la risposta di Torma. Bravissima Erika Ferrara a tenere giù il pallone, risposta di puro istinto invece per Torma che riesce a deviare il pallone. Balardin dentro per Ferrara, la rimessa laterale per il Falconara, calcio a Ferrara, poi Lucileia, Balardin, pallone per Torma, Grieco, Diana Santos, poi Grieco, palla che termina fuori, non c'è stato il tocco, la rimessa è per il Falconara, non c'è stato il tocco di Erika Ferrara che ora gestisce questo pallone, va vicino, anzi va al centro da Condò, la francese recupera Balardin, 2 contro 1, Balardin calcia col mancino, non ha visto Erika Ferrara a destra, chiesto anche scusa, tiro che termina al lato, intanto sono passati 9 minuti. Giù Grieco, l'occhiataccia di Grieco a Balardin, autrice dell'intervento falloso, il primo fallo della gara. Nicoletti, Brunigna in verticale, Condò però è attenta, dietro per Carturan, apre verso Isa Pereira, però sulla pressione un po' imprecisa la numero 77 Lucileia, calcia ancora Isa Pereira, Brunigna va da Lucileia, va giù Lucileia, il fallo di Isa Pereira, chiede scusa la portoghese. Calcio di punizione per il Bitonto, 2 falli in rapida successione per il Falconara. Il
fallo era del Bitonto, secondo il direttore di gara, e allora 1-1 il computo dei falli. Isa Pereira, intanto Ferrara, palla di ritorno per Isa Pereira, 1-0 Falconara. Isa Pereira aggancia benissimo questo pallone, lo deposita alle spalle di Torma per il vantaggio delle Citizens dopo 9 minuti esatti. L'1-0 della formazione di Dominichetti con Isa Pereira. Una delle più affezionate alla maglia delle Citizens, questa per lei è la quinta stagione, anzi la sesta. Brunigna si trascina il pallone fuori, rimessa laterale per il Falconara. Isa Pereira, Elpidio di prima, Ferrara lascia sfilare Lilla Torma. Tanto è entrata in campo anche una ex giocatrice del Bitonto, Nancy Lott, arrivata quest'anno al Falconara dall'Atletico Chiaravalle. Tanto proteste da parte di Lucileia con il direttore di gara numero 1, il signor Pezzuto di Lecce. Elpidio, intervento falloso di Grieco, calcio di punizione per il Falconara. Secondo fallo per il Bitonto, Balardin. Elpidio, Balardin di prima, cerca Elpidio, il pallone è troppo lungo, Torma lunga dall'altra parte, Diana Santos prova l'aggancio, per poco ci stava riuscendo la centrale, reduce con Lucileia della fresca vittoria del mondiale con la maglia del Brasile, e medaglie d'oro che verranno celebrate domenica prossima sempre qui al Malapanzini assieme alla Supercoppa. Brunigna, Cenedese, palla toccata da Isa Pereira, rimessa laterale per le leonesse del Bitonto. Palla dentro, Brunigna non ci arriva per una questione di centimetri, Carturan agguanta il pallone, Elpidio, Isa Pereira, poi Carturan, anzi pardon, Balardin, perde di nuovo palla il Bitonto, Elpidio, Isa Pereira, Balardin, Isa Pereira, lo scambio con Balardin di prima. Ancora Elpidio, poi Isa Pereira, suggerimento di Nancy Lott. Cenedese prova a lottare, momento della gara ad appannaggio delle ragazze di Giulia Dominichetti. Carturan, Brunigna lascia sfilare, poi Torma, Diana Santos, Lucileia, Brunigna, Cenedese, Lucileia, Ferrara, un po' di confusione, Brunigna perde il pallone ma c'è time out chiamato da Giulia Dominichetti, e allora qualche istante di pausa
8:13 alla fine, punteggio che vede il Falconara davanti con la rete di Isa Pereira. Che suggella un buon momento del Falconara. Isa Pereira che si conferma tra le migliori realizzatrici di questa stagione. Sono già 9 i gol segnati dalla portoghese. Come detto, dal 2019 in maglia falconara solo una meglio di lei per militanza al Falconara, ed è ovviamente il capitano Erika Ferrara. Torniamo in campo, torniamo a raccontare la partita dal parquet del Palapansini. Brunigna, Diana Santos, Cenedese, pressata da Elpidio, esce bene Ferrara ma recupera il Bitotto. Diana Santos prova a spaccare in due il campo, va Lucileia col destro, palla fuori. Applausi del pubblico per questa azione sull'asse. Ancora Diana Santos, Lucileia agguanta il pallone, Lucileia, c'è Diana Santos in mezzo, Lucileia prova a piazzarla, palla forse deviata e infatti è corner per il Bitonto. Corner per il Bitonto. Diana Santos fuori, Cenedese, palla che non passa, Balardin, partita il Pidio dall'altra parte, va il Pidio che quasi inciampa sul pallone, perde l'attimo, la rimessa è per il Bitonto. Cenedese, palla per Diana Santos, poi Brunigna agguanta il pallone, su di lei Ferrara che non si lascia sfuggire il pallone, Carturan, può ripartire il Falconara, la pressione del Bitonto, Lucileia di prima, Lucileia 1-1. La giocata di Lucileia, palla che arriva sui piedi della numero 10, si gira e buca Carturan. Dopo 13 minuti è arrivato, 12 minuti e 45, è arrivato il gol dell'1-1 del Bitonto con la solita Lucileia. Diana Santos recupera il pallone, si fa sentire il pubblico del Bitonto, oggi meno numeroso del solito, ma è d'altronde infrasettimanale. Grieco, Diana Santos, Cenedese col tacco, poi Balardin, suo l'ultimo tocco, la rimessa è per il Bitonto. Diana Santos cicca, Lucileia riparte, Erika Ferrara a grandi falcate, va giù, chiede il fallo di Grieco, per l'arbitro che era lì non c'è fallo, di testa Balardin che vola a anticipare Lucileia, rimessa a Bitonto, e Lucileia che lascia il campo a Susi Nicoletti. Diana Santos, Cenedese sorpresa da questo lob di Diana Santos, non lo vede quasi arrivare. E allora Falconara che torna in possesso, 6:23 ancora da giocare. Elpidio, Isa Pereira, Ferrara, Isa Pereira, poi Grieco, pallone lungo, Isa Pereira lo recupera.
Nicoletti insegue il pallone. Ferrara. Isa Pereira. Calcia Isa Pereira col destro, palla alta sulla traversa. Alessia Grieco, Cenedese, palla che termina lontana dallo specchio. Balardin, Elpidio, calcia Elpidio, Cenedese sfiora, stava mettendo in difficoltà Torma. Alla fine in qualche modo ne è uscito il Bitonto, che dall'altra parte non riesce a concretizzare, e allora possesso che torna al Falconara. Isa Pereira. Elpidio. Colucci, palla che termina out. Nicoletti, fallo di Balardin, secondo fallo per le marchigiane, calcio di punizione per il Bitonto. Diana Santos, Brunigna, palla alle spalle di Diana Santos, la rimessa laterale per il Falconara con Isa Pereira. Poi Elpidio, palla termina fuori, messa dal fondo. Diana Santos, Brunigna, Grieco, ancora Balardin, è stata lei a trascinarsi il pallone fuori, sarà quindi rimessa per il Bitonto. Grieco, Condò riesce a rubarle un pallone d'oro, prova a verticalizzare su Elpidio. Attenta Diana Santos, rimessa laterale per il Falconara, che ora sembra aver ripreso quei metri che il Bitonto aveva riconquistato in precedenza. Va Balardin, pallone basso, Torma coi piedi. Ferrara, Carturan, Condò alza il pallone, Grieco lascia sfilare per far ragionare il Bitonto. 3:47 ancora da giocare. 1-1 il punteggio. Isa Pereira e Lusileia le marcatrici finora della partita. Ancora Condò, poi Elpidio, poi ancora Balardin. Attenta Torma coi piedi. Ferrara, Elpidio, Ferrara, Diana Santos. Palla recuperata da Condò, va a Balardin, dietro per Ferrara, dialogo continua con Giorgia Balardin, intervento di Diana Santos che ruba il pallone. Diana Santos prova a bruciare l'auto di sinistra, ma arriva Balardin che chiude la corsa della numero 7 e Falconara che torna in possesso. Condò, recupera Nicoletti, Grieco, Nicoletti, Diana Santos, Lilla Torma, di testa Isa Pereira,
palla out, rimessa per il Bitonto. Torma, prova Di Vincenzo, è entrata da qualche istante, deviare questo pallone. Sfera out. Elpidio, Ferrara, Isa Pereira, buona l'imbeccata per Ferrara, la chiusura di Grieco, rimessa per il Falconara che rimane in quei 10 metri, calcia Elpidio a sorpresa, attenta ancora, molto lucida Lilla Torma, l'ungherese. Elpidio, Ferrara, rimpallo che non premia Erika Ferrara ma premia Lucileia, rimessa per il Bitonto, siamo sotto i 2 minuti. Torma, Grieco, Di Vincenzo, Lot recupera ma il pallone torna al Bitonto. Lucileia che ha battuto la rimessa laterale ma l'arbitro l'aveva assegnata alla Falconara, proteste da parte di Lucileia per la decisione del signor Pezzuto di Lecce. Elpidio, Ferrara, Isa Pereira, ancora Elpidio, Di Vincenzo, Isa Pereira, Elpidio, Lucileia, Ferrara, un po' di batti e ribatti, vuole uscire il Falconara, Balardin, Ferrara, buono il pallone intorno, sembrava perlomeno di Ferrara su Balardin, mentre rimane a terra Elpidio, forse colpita lei, si tocca la coscia poco sopra il ginocchio. Intanto manca esattamente 1 minuto 60 secondi alla fine del primo tempo. Forse una botta al muscolo della coscia per Elpidio, che ora lascia il campo a Luana Condò, francese che arriva dalla Marca Altavilla. Tanto occhio al Bitonto, prova Nicoletti, pallone davvero vicino alla traversa. La conclusione di Susi Nicoletti, primo gol stagionale per lei proprio sabato scorso col Falconara. È uscito il pallone, non è d'accordo Erika Ferrara, timida protesta del capitano, rimessa per il Bitonto. 38 secondi ancora da giocare. Di Vincenzo, cresciuta tanto negli ultimi anni, calcia Isa Pereira, Nicoletti, ultimi secondi, vediamo se c'è il tempo per un'azione del Bitonto. Lascia sfilare Carturan, 13 secondi ancora. Balardin, Condò, Ferrara, Lucileia, Isa Pereira, ma siamo ormai alla sirena che si materializzerà appena il pallone sarà messo in gioco. Eccola qui, finisce il primo tempo, 1-1 il punteggio. Prima Isa Pereira, poi Lucileia, e noi ci
risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo di Bitonto Falconara.
Torniamo in campo per raccontare il secondo tempo di Bitonto Falconara. 1-1 il parziale con i gol di Isa Pereira, la portoghese, e poi per il Falconara poi ha drizzato la rotta, il timone per il Bitonto Lusileia. Occhio del Pidio, calcia addosso a Cenedese. Primo tempo che ha ben interpretato la squadra di Guarino nei primi 5 minuti, poi alla distanza è uscita la squadra di Dominichetti che qualcosa in più in termini di occasioni create ha portato a casa. Tanto occhio a Ferrara che si è trascinata il pallone out oltre la linea laterale. E Bitonto che ora riparte con Diana Santos, poi Cenedese, Brunigna, l'ex Molfetta, prova il serve Cenedese, poi Diana Santos, ancora Brunigna, tocco morbido per Cenedese, dentro per Lusileia, attenta il Pidio, Diana Santos, lo scontro con Erika Ferrara. L'ultimo tocco è del capitano del Falconara, la rimessa laterale sarà per le ragazze di Dino Guarino. Diana Santos, Brunigna, Cenedese, palla che termina fuori. Elpidio. Di prima Erika Ferrara, la palla terminata fuori. Diana Santos, Lusileia, ancora il pallone è uscito un'altra volta, la rimessa è per il Falconara. Isa Pereira, Balardin, la palla termina out. Bruna, Diana, ancora la brasiliana, poi Diana Santos, Lusileia, Brunigna, Cenedese, pallone buono dentro per Diana Santos, non riesce a tenere il pallone Diana Santos sul suggerimento di Lusileia. Ha ricordato un po' l'azione del primo tempo nella quale Diana Santos non è riuscita a trovare lo specchio. Brunigna, Diana Santos, Lusileia, Isa Pereira in copertura, poi Giorgia Balardin, pallone uscito, la rimessa per il Bitonto, Cenedese, ma credo che Lusileia abbia perso una scarpa, infatti un attimo di pausa per permettere a Lusileia di infilarsi la scarpa. Gran gol quello di Lusileia, segnato nel primo tempo, si è girata e ha lasciato partire un destro che ha sorpreso Denisa Carturan. Calcia Cenedese sulla schiena di Isa Pereira, Lusileia prova a rincorrere il pallone, l'ultimo tocco è di Isa Pereira e allora rimessa per le leonesse del Bitonto. Cenedese, Diana Santos, Cenedese, Lusileia le toglie via il pallone Balardin, perde poi la sfera il Falconara che la recupera con Carturan. Bitonto con Diana Santos, Lusileia sbaglia,
Balardin, Isa Pereira, Elpidio, Colucci, Elpidio sul primo palo, Torma riesce a smanacciare, rimessa, calcio d'angolo, pardon, per il Falconara. Diana Santos calcia dalla distanza, più per allontanare il pericolo che per un tentativo Isa Pereira, pallone che termina fuori, lancio inefficace della portoghese. Cenedese, Grieco, Diana Santos, ancora Cenedese, recupera Elpidio, Isa Pereira, Balardin, Cenedese, suo l'ultimo tocco, pallone che termina fuori. Rimessa per le ragazze di Dominichetti. Partita che non decolla in questo secondo tempo, sono passati i primi 5 minuti. Isa Pereira, Ferrara, Elpidio, palla che esce, questo tentativo non letto da Colucci di Elpidio, rimessa laterale per il Bitonto. Cenedese, Alessia Grieco, Diana Santos, ancora Grieco, la chiusura di Colucci, rimessa laterale e per il Bitonto. Diana, Cenedese, Nicoletti, Colucci, pallone uscito seppur di pochissimo, rimessa laterale per il Bitonto. Cenedese, Diana, sbaglia Nicoletti, riparte il Falconara, Ferrara, Isa Pereira, si fa vedere Colucci, la vede Ferrara, Isa Pereira, ancora Ferrara, scivola sul pallone, può ripartire il Bitonto, 3 contro 2, c'è Nicoletti che calcia, traversa di Susi Nicoletti, poi Carduran in 2 tempi, vicinissimo al 2-1 il Bitonto con Susi Nicoletti, la sgroppata centrale dell'Extate, palla incoccia la traversa, l'azione più pericolosa di questo secondo tempo. Isa Pereira, Balardin ha spazio, prova a chiudere la Cenedese, poi Isa Pereira, cosa si è divorata Luana Condo a 2 passi dalla porta, la francese non riesce a siglare il 2-1, 2 azioni rapidamente in successione pericolose, una del Bitonto e una del Falconara. La transizione del Bitonto con la traversa di Nicoletti, dall'altra parte la buona azione orchestrata dalle Citizens, non finalizzata da Condò che ha calciato alto. Ferrara, Balardin, Brunigna,
recupera Isa Pereira, intervento duro da parte di Nicoletti, c'è il fallo, calcio di punizione in favore del Falconara e nello scontro tra Isa Pereira e Nicoletti chi ha avuto la peggio è stata Alessia Greco, colpita da Isa Pereira. Applausi per Alessia Greco che si è rialzata. Isa Pereira prova a calciare direttamente in porta, Torma blocca il pallone, Brunigna, Balardin come al solito ottima recuperatrice di palloni, dall'altra parte Condò e questa volta non sbaglia Luan Condò per il 2-1 del Falconara. Scappata via la giovane francese, tra l'altro convocata da poco in nazionale, classe 2001. L'anno scorso l'Altamarca, squadra trevigiana, ci ha scommesso, quest'anno è approdata in Serie A. Sotto di un gol il Bitonto che ora prova a reagire, giro palla del Falconara, Nicoletti recupera il pallone dopo l'errore, ma ancora Balardin recupera l'ennesimo pallone, si porta però la sfera oltre la linea laterale. Parentesi al tiki taka quest'anno per Balardin con Marzuoli. Intanto occhio Brunigni, insegue il pallone, riesce a tenerlo in campo. L'ultimo tocco è di Brunigna, la rimessa è per il Falconara. Torma, Diana Santos, Isa Pereira protegge il pallone dall'arrivo di Nicoletti. Intanto che recupera il pallone, occhio a Diana Santos, calcia Diana Santos, palla alta sulla traversa. Ferrara di prima il Pidio, poi lascia sfilare Torma. Grieco, Cenedese, Isa Pereira recupera, Condò, Ferrara verso Isa Pereira, tocca Cenedese, ancora Isa Pereira e il Pidio ostacolato da Brunigna. Bitonto che può andare dall'altra parte con Cenedese che supera Condò, sbaglia però Erika Ferrara, arpiona il pallone, ha spazio, Ferrara da sola per vie centrali, Ferrara, palla fuori.
Isa Pereira, Ferrara, Isa Pereira, Aline Elpidio, ancora Isa Pereira, la pressione di Cenedese, segue la sfera Elpidio, la rimessa laterale per il Bitonto che cerca ancora 10 minuti per evitare la terza sconfitta consecutiva qui al Palapansini. Brunigna sbaglia e allora Ferrara. Ancora Ferrara, Cenedese, Diana Santos. C'è il time out chiamato da Domenichetti. Il punteggio allora, con il Bitonto che sotto di un gol decide fino a questo momento l'ultimo sorpasso firmato Luana Condon, la francese, che si era divorata un gol incredibile qualche minuto prima, poi trovato il gol del 2-1. Si torna in campo, è arrivato il fischio dell'arbitro, si torna in campo per questi 9 minuti e 20 che ci separano dalla fine della partita. Bitonto che cerca la rincorsa, Elpidio, poi Isa Pereira, Balardin, occhio perché forse è stata proprio Colucci a salvare il Bitonto, si è ritrovata il pallone sul piede, sulla bordata in corsa di Balardin, ci prova Elpidio, il palo di Aline Elpidio. Doppia possibilità per il Falconara di allungare sul +2. Prima con Balardin sulla linea, il salvataggio beffardo di Colucci, dall'altra parte subito dopo il tiro intanto Lussileia, bocca Carturan. Dicevamo poi la conclusione molto bella di Elpidio che ha colpito il palo. Cenedese, Colucci, regolare l'intervento, Isa Pereira non ci arriva, Brunigna, supera anche Colucci, Balardin dalla distanza, palla fuori. A terra è rimasta Cenedese, va a rassicurare e ad assicurarsi della condizione di Carolina Cenedese Elpidio. Si rialza Carolina Cenedese, la palla è uscita, la rimessa laterale per il Bitonto. Anzi no, è dalla Falconara che sbaglia.
Cenedese. Di prima Lusileia, regolare l'intervento con la suola da Cenedese, poi Colucci è stata brava a tenere il pallone in campo, brava anche Torma a non cedere sul tiro di Carola Colucci. La pivot di Martina Franca, Isa Pereira insegue il pallone, Carturan, palla profonda, termina dall'altra parte, sul problema per Lilla Torma. Diana Santos, Brunigna, Diana Santos, Brunigna, calcio Brunigna, arriva il gol del 2-2, Brunigna, sfugge al controllo della retroguardia del Falconara, ben imbeccata da Diana Santos. Brunigna sigla il 2-2 a 7:30 dalla chiusura della partita. Ferrara, la palla è uscita, la rimessa è per il Bitonto. Diana Santos, Alessia Grieco, di prima Diana Santos su Brunigna, ancora Diana Santos, Brunigna, lungolinea da Lusileia, prova a sfuggire Isa Pereira che la tiene a distanza con un fallo, calcio di punizione in favore del Bitonto, proteste da parte del pubblico per intervento di Isa Pereira. Calcio a Diana Santos, la palla passa coi piedi Carturan, scivola Torma, protetta da Grieco. Torma, Nicoletti, Grieco, Lusileia, ancora Lusileia, Grieco di prima, Diana Santos colpisce male, palla fuori. Ferrara, Isa Pereira, Alina Elpidio, Isa Pereira, Carturan, Isa Pereira, di prima verso Elpidio che prova a raggiungere il pallone, ci riesce, così sembrava, invece no, il pallone è uscito, se ne accorge Dario Pezzuto di Lecce. 6:12 ancora da giocare. C'è ancora spazio per qualsiasi risultato. Va Lusileia dall'altra parte, Diana Santos, buono lo stop, riesce a inchiodare questo pallone, poi Lusileia, Diana Santos, Lusileia, Nicoletti, lo scambio, Lusileia da Grieco, la sterzata, Alessia Grieco, il pallone rimane lì. Due tempi sono buoni per Denise Carturan per bloccare il pallone. La vice di Sestari con la maglia della nazionale. 5:29 ancora da giocare. Enrica Ferrara va da Elpidio, c'è Pereira, Ferrara, palla deviata da Susi Nicoletti. Pereira, calcio a Ferrara, palla lontana dallo specchio.
Balardin, Isa Pereira, Elpidio, ancora Isa Pereira, Balardin, Pereira, Balardin, ancora Balardin, c'è stato il tocco di Balardin che, secondo il direttore di gara, che protesta Balardin. Tanto Lusileia dall'altra parte non riesce a incrociare il pallone. Isa Pereira sbaglia il passaggio. Rimessa per il Bitonto. Lusileia, la pressione di Isa Pereira, pallone uscito. Carturan 4-0-9, 2-2 il punteggio. Balardin, Elpidio, Condò, Balardin, Elpidio prova a sgusciare ma non riesce a passare Elpidio. Intanto c'è l'ultimo time out chiamato da Dino Guarino. Bitonto che già domenica tornerà in campo sempre qui, sempre al Palapanzini con il Montesilvano. Sarà un dicembre ricco, oltre alla gara di oggi anche quella del 21 e poi il 28 col Molfetta nel derby pugliese, mentre Falconara che rimane, anche il Falconara rimane da queste parti perché domenica c'è la gara con la Soccer Altamura, la formazione di Altamura. Si gioca domenica alle 17:30. La squadra dell'ex Lazio Matjevic. (3:47), siamo quasi alla fine, ma questa partita ancora tanto da dire, con il Bitonto e il Falconara ferme sul punteggio di 2-2. Diana Santos, Cenedese, ancora Diana Santos, Cenedese, Diana Santos, Grieco, Diana Santos, Carturan, Ferrara, Elpidio, palla che termina fuori, rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos, Cenedese, Diana Santos, Lusileia, interviene Ferrara, al solito grande dinamismo di Erika Ferrara, suo l'ultimo tocco, provato questa percussione, capitano della Falconara, non ha avuto fortuna. Diana Santos, Lusileia, Diana Santos prova a piazzarla sotto la traversa, brivido Falconara questo tentativo di Diana Santos. Elpidio, Ferrara, Elpidio,
poi Isa Pereira, va giù Lucileia, c'è stato il tocco di Lucileia e quindi sarà calcio d'angolo per il Falconara. 2:07 alla fine della partita. Nel Pidio dentro Isa Pereira, ancora il Pidio, chiude Torma, Grieco, la pressione di Isa Pereira, Diana Santos, non c'è nessuno da quel lato a sostenere l'azione da sinistra, rimessa laterale per il Falconara, 1:52, 2-2 il punteggio, va Isa Pereira, poi Ali nel Pidio, Erika Ferrara cerca e trova Isa Pereira, di testa Pereira, facile per Torma, corto da Diana Santos, Cenedese, la scivolata di Isa Pereira, giallo per la portoghese, calcio di punizione per il Bitonto quando mancano 81 secondi alla fine della partita. Parte Diana Santos, calcia sotto la traversa, palla che Diana Santos va che Carturano va ad alzare. Cenedese, Diana Santos, c'è la deviazione di Isa Pereira, calcio d'angolo per il Bitonto. Diana Santos, Torma, Lucileia, Diana Santos, il palo di Diana Santos a 1:02 dalla fine. È arrivato questo montante di Diana Santos. Il Pidio, Ferrara addosso a Lucileia. E siamo entrati nell'ultimo minuto. El Pidio, Torma comoda, Diana Santos, Brunigna, arriva il raddoppio di Isa Pereira su Brunigna, c'è il calcio di punizione, il quarto fallo del Falconara. Brunigna, il terzo fallo, 39 secondi ancora, protesta il Falconara per la rimessa laterale, intanto Cenedese, giù Isa Pereira, è una battaglia in questi ultimi 30 secondi. Diana Santos, palla dall'altra parte, lascia sfilare Carturan. Erika Ferrara, recupera Lucileia, Brunigna, calcia Brunigna in due tempi Carturan, ancora 10 secondi con le mani Carturan, palla che esce, 7 secondi ancora, fa il segno con le mani Torma, mancano 7 secondi. Cenedese, Diana Santos, pallone lungo verso Lucileia, Isa Pereira fa valere i centimetri, 2 secondi ancora, ci sarà il tempo forse per
un'ultima conclusione. Palla dentro, Lusilei allontana Isa Pereira e arriva la fine della partita. 2-2 il finale, gara combattuta, non vince nessuno. Aperto per il Falconara, Isa Pereira, poi il pareggio di Lusileia. 2-1 è tornata avanti con Condò il Falconara, pareggio 2-2 definitivo firmato da Brunigna. E allora, grazie per essere stati con noi ci risentiamo già domenica prossima per un'altra partita qui dal Palapanzini, giornata numero 9, Bitonto Montesilvano. Buona serata.